Compravendita di un immobile obsoleto. Come opera la garanzia per i vizi? In generale, quando l'acquirente di un bene mobile o immobile scopre l'esistenza di un vizio, può denunciarlo al venditore allo scopo di azionare la garanzia prevista dall'articolo 1490 del Codice Civile. Il vizio è rilevante se incide sull'uso cui è destinato il bene, ad esempio se presenta un'imperfezione dovuta al processo di fabbricazione, che incide sull'utilizzo, oppure sul valore. In questi casi l'acquirente può agire un giudizio nei confronti del venditore per ottenere a propria scelta la riduzione del prezzo corrisposto oppure la risoluzione del contratto di compravendita. Con l'ordinanza numero 17.058 del 16 giugno 2021, la Cassazione si è occupata di un caso specifico, cioè dell'acquisto di un immobile sito all'interno di un edificio condominiale costruito negli anni 60. L'acquirente aveva denunciato al venditore la scoperta di vizi dell'appartamento e aveva instaurato il giudizio allo scopo di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita e per l'effetto la restituzione del prezzo corrisposto. La pronuncia è interessante perché la Cassazione ha delimitato l'ambito di applicazione della garanzia per i vizi, valorizzando il fatto che l'immobile acquistato era inserito in un contesto condominiale realizzato molti anni prima della stipula dell'atto di compravendita. La circostanza, cioè il fatto che il condominio fosse stato edificato negli anni 60, è stata ritenuta rilevante per escludere la garanzia per i vizi, in quanto considerati facilmente riconoscibili. Secondo la Cassazione, i vizi che sono conseguenza del tempo trascorso o delle tecniche costruttive note all'epoca della costruzione dell'immobile non configurano vizi rilevanti ai sensi del citato articolo 1490. Inoltre, l'acquirente avrebbe dovuto tenere un comportamento diligente. Nel corso delle trattative svolte prima della compravendita, avrebbe dovuto verificare lo stato dell'immobile, tenendo conto delle tecniche costruttive note all'epoca e la manutenzione svolta nel tempo dal venditore. Il grado di diligenza esigibile dall'acquirente deve essere valutato in concreto, in base al caso specifico. Pensiamo allora a un esempio pratico. Nell'ipotesi di acquisto di un immobile non nuovo ma realizzato molti anni fa, l'acquirente può tenere un comportamento diligente, come richiesto dalla Cassazione, incaricando un tecnico di fiducia per verificare ad esempio lo stato degli impianti e la loro conformità alle norme sulla sicurezza. Ancora, potrebbe essere utile verificare i materiali utilizzati. In passato, ad esempio, si utilizzava l'amianto per la copertura di alcune strutture. Per la giurisprudenza, la presenza di amianto in un immobile non comporta automaticamente l'applicazione della garanzia per i vizi. Il vizio può sussistere se la struttura in amianto è danneggiata e sono necessari interventi di bonifica e smaltimento. Un'altra verifica potrebbe riguardare i sottoservizi, soprattutto se l'acquirente ha intenzione di eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione. Infine, potrebbe essere rilevante l'intervento del mediatore. Il professionista ha il compito di acquisire dal venditore tutte le informazioni relative all'immobile e di trasferirle al potenziale acquirente. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.